In tempo di coronavirus si fermano anche i lavori sul Ponte Vecchio. La causa principale è la mancanza di mascherine insufficienti per tutti gli operai, mascherine che dovrebbero essere sostituite ogni 2 o 3 giorni, come ha sottolineato anche il titolare della ditta Inco che si occupa di portare avanti i lavori. Oggi e domani quindi stop. L'azienda, la Inco, che comunque sta facendo di tutto e di più per poter proseguire con i lavori del ponte, chiaramente si trova anche lei a combattere con la questione del coronavirus e deve difendere i propri dipendenti da eventuali contaminazioni. E le mascherine sono comunque in arrivo e loro si sono presi la precauzione di oggi e domani per poi ricominciare sicuramente da giovedì con la prosecuzione dei lavori. Prosecuzione dei lavori che sono sostanzialmente i basamenti in calcestruzzo per le nuove travi. Travi che dovrebbero arrivare anche queste salvo controindicazioni a giorni e che perciò poi provvederanno a posizionare sotto le stilate. Nonostante, voglio dire, tutti i problemi che stanno accadendo, siamo perfettamente in cronoprogramma, per cui tra un anno, cioè in primavera del 2021, il ponte sarà pronto.